Ara e Dafuz, terzo episodio del tentativo di ricostruzione di una spata longobarda. Bentornati, dicevo. E non mi dilungherò perché ci sono altri due video su questo argomento, sul perché quello che stiamo facendo adesso non sia la ricostruzione uno a uno di una spada longobarda con tutte le sue tecniche. La spiegazione di base è non siamo ancora in grado di farlo, ma è la ricostruzione con tecniche moderne in monoacciaio per avere la silhouette corretta per le didattiche. Chi ci segue sa che abbiamo un non finito in pseudo damasco che utilizziamo per spiegare le tecniche metallurgiche dell'epoca. Questa riproduzione servirà a completare invece il colpo d'occhio di un corredo. Nell'episodio di oggi, che immagino sarà più breve degli scorsi, cominceremo a levigare, a lucidare, a pulire, ad abradere principalmente la spata. La spata è a questo livello di lavorazione. E in questo momento le proporzioni della lama sono corrette, il codolo è più lungo, è stato lasciato non finito perché ci servirà nella fase terminale per riscaldarlo ulteriormente, ribatterlo e fissare l'elsa. Ma le proporzioni della lama sono quelle corrette, della tomba 18 di Santo Stefano in Pertica, Cividale. Oggi io comincerò a abraderla, a lucidarla. C'è stata un'altra sessione di lavorazione a caldo che non ho ripreso perché dal punto di vista video sarebbe sembrata quasi la stessa cosa del video precedente. È stata una sessione in cui ho lavorato al riallineamento di alcune parti della spada, in particolare in relazione agli spessori. Se lo spessore non è omogeneo, se quindi viene martellata in maniera disomogenea la lama, anche il suo allineamento ne risente. Di conseguenza, prima di passare alla levigazione, ho dovuto lavorare nuovamente su questo aspetto. Non l'ho ripreso proprio per non mostrarvi l'ennesima martellata sul fuoco, identica dal punto di vista video a quelle che avete già visto nell'episodio 2. Che dire, utilizzeremo una smerigliatrice angolare o flex. Abbiamo una levigatrice a nastro ma è sottodimensionata per questo genere di lavori e quindi faremo la prima parte, quella di sgrossatura, quella grossolana, sicuramente con la flex, e poi ci sarà un lunghissimo lavoro a mano, carta vetrata, tanta fatica e tanta pazienza soprattutto. Quello che posso dirvi è che appunto riprenderemo solo le parti principali di questo processo perché dal punto di vista del pubblico sarà estremamente noioso e quello che probabilmente vedrete, oltre alla lucidatura, sarà il cambio leggero della silhouette della punta, che è stata lasciata con un po' di materiale in eccesso proprio per poter lavorare poi in questa fase senza rischiare di ridurne troppo lo spessore se l'avessi già completata in tutte le sue proporzioni. Bene, buona visione, Mandy!